È una montagna, ma non solo una montagna, è un simbolo della storia d'Italia, non solo del Veneto, dove tante persone hanno sacrificato la vita per la libertà di questo paese di cui godiamo ancora oggi. È un importante messaggio di memoria alle prossime, alle nuove generazioni, che devono capire cosa hanno sofferto i loro coetanei all'età di 20, 25, 30 anni per dare la libertà a tutti noi. Quindi di questo li ricordiamo, rinnoviamo la memoria e lanciamo questo sostegno ai 100 anni. Duplice centenario perché Valle del Pasubio in quell'occasione nacque con questo nome proprio per collegarlo ai fatti storici avvenuti, perché si chiamava Valle, il paese di Valle, e quindi da questo punto di vista doppio anniversario. L'associazione come statuto è impegnata su tutte iniziative culturali legate al territorio del Monte Pasubio, però aperta anche a tutte le altre iniziative anche a livello nazionale. Abbiamo lavorato a tutti i livelli, con Roma, a Venezia, ringrazio ancora l'ospitalità, e quindi siamo sempre in cerca di nuovi obiettivi. C'è l'ossario del Pasubio, c'è l'ossario che compie il 29 agosto 100 anni, è un grande arrivo per l'opera che è monumentale, e poi l'altro centenario appunto che lega il paese di Valli dei Signori, appunto 100 anni fa diventa Valli del Pasubio per legare indissolubilmente il nome della zona con il Monte Sacro della Patria, che è il Monte Pasubio. Per questo centenario abbiamo fatto un calendario abbastanza importante. Appunto a Valli del Pasubio celebreremo con una conferenza con l'ospite Paolo Mieli, molto importante e conosciuto appunto a livello nazionale, insieme con il dottor Mauro Passarin, appunto per celebrare questo legame di 100 anni tra l'inaugurazione dell'ossario e la denominazione nuova del Valli del Pasubio. Altre due iniziative? Altre due iniziative. La seconda sarà l'inaugurazione di una mostra che durerà 3 settimane, l'inaugurazione è il 5 di giugno, una mostra che raccoglie tutti i disegni originali dell'architetto che ha disegnato e fatto costruire l'ossario del Pasubio. E infine? La terza sarà una conferenza a Schio il giorno dopo, il 6 di giugno alle ore 18. Ci sarà un convegno dedicato non questa volta ai centenari, però entreranno anche questi appunto nell'argomento. Verrà discussa la difficoltà che c'è anche nei giorni nostri di trovare la pace. La pace è una parola che però purtroppo è legata a molti altri fattori. Celebriamo i 100 anni di un edificio che è entrato intimamente nella storia d'Italia, che rappresenta il simbolo massimo del Pasubio, il simbolo massimo dell'evento più tragicamente importante della storia dell'umanità, che è la Grande Guerra, dove nel Pasubio ha concentrato le fasi più cruente di quella che è stata definita da un soldato austro-ungarico la caldaia delle streghe, dove la densità della morte nello spazio e nel tempo ha assunto primati ineguagliati nella storia del primo conflitto mondiale a livello europeo. Il Pasubio, il sacrario del Pasubio, il sacello ossario del Pasubio, che è il primo sacrario militare dedicato ai caduti della prima guerra mondiale e che per tipologia costruttiva e per architettura invece è l'ultimo dei grandi sacrari risorgimentali, ecco, ne è il simbolo massimo che merita questa attenzione, oltre naturalmente a un rispetto eterno che noi vicentini in modo particolare, che abbiamo sentito quasi geneticamente vissuto la storia della prima guerra mondiale, sentiamo.